Il mercato online è la nuova frontiera del turismo, ecco perché la Regione ha promosso un seminario dedicato al ruolo sempre più determinante dei social network nella promozione e marketing del prodotto turistico. Non più nuova frontiera, ma realtà consolidata. Internet ha rivoluzionato il modo di promuovere e vendere i servizi turistici. Il 78% dei viaggiatori raccoglie informazioni sul web prima di partire e il 41% effettua prenotazioni online. Nel 2011 18 milioni di italiani hanno consultato almeno una volta un sito della categoria Travel. In un mercato turistico sempre più proteso verso l'uso delle tecnologie telematiche e veloce nella sua evoluzione, è fondamentale stare al passo coi tempi. Perciò la Regione Sardegna ha investito nella promozione via web e ora investe nella formazione sul marketing turistico online. L'Assessorato del Turismo ha promosso e organizzato, in collaborazione con l'Istituto Europeo di Design, Google e Amygdala, un seminario riservato agli imprenditori del comparto ricettivo, un appuntamento utile ad affinare strumenti per affrontare le sfide competitive sul mercato del turismo online. 2 giornate dedicate al ruolo sempre più determinante dei social network, specie Facebook e Twitter, nella promozione, alle tecniche di marketing tramite web, agli aspetti che attengono alla dimensione collaborativa nel rapporto con la clientela e all'ottimizzazione della presenza di un'azienda nei motori di ricerca. I social media diventano di fatto terreno di racconto dei viaggi più belli, delle esperienze vissute, di quello che in qualche modo ci ha toccato dentro. Sempre più sono i viaggi che diventano parte di come noi raccontiamo la nostra identità, per cui i social media penso che da qui in avanti avranno un'importanza sempre maggiore per quanto riguarda l'offerta dei viaggi e tante voci avranno più forza che poche campagne pubblicitarie. Siccome i social media sono il luogo dove ormai la grande parte della popolazione sta e dove condivide interessi e passioni e desideri, indubbiamente le strutture ricettive non solo devono esserci, ma devono imparare a parlarne il linguaggio. Oggi è fondamentale comunque essere presenti sul web, soprattutto nel settore turistico, quindi esserci comunque presenti in 2 modi, sia col posizionamento naturale, che è quello che noi vediamo quando facciamo una ricerca, che link sponsorizzati, quindi le campagne di keyword advertising. E soprattutto è importante avere poi un sito che, una volta che i motori di ricerca portano l'utente sul sito, sia accessibile, sia ben fatto e porti a obiettivo. Quindi nel settore turistico l'obiettivo è avere comunque una conversione sull'acquisto comunque di una stanza, di far vedere la struttura. Uno deve esserci, altrimenti è fuori dal mercato praticamente. Non si può fare a meno del web, ormai tutti gli investimenti devono essere rivolti verso il web, i nostri ospiti ci trovano sempre più e solo attraverso il web, a noi poi fidelizzarli una volta in casa. Il 90% del traffico turistico passa tramite il web, sicuramente la parte da leone la fanno le compagnie aeree. Il viaggio comincia nella pianificazione dello stesso attraverso il canale internet. È un'esperienza che inizia nella scelta, ormai è un self-made traveler, quello che appunto fruisce del viaggio, che poi lo utilizza, ma che inizia il suo percorso attraverso il web. Comunicare col turista, col cliente tramite il web ci permette anche di creare e di offrire una vacanza un po' più ad hoc, quindi conoscere un po' di più il cliente, comunicare molto più da vicino e aprire molto di più anche quelle che sono le nostre offerte. Il mondo del web è un mondo che corre molto velocemente, magari oggi noi stiamo parlando di cose che già domani possono essere vecchie, quindi è un continuo inseguire, è un continuo cercare di tenersi aggiornati. Oggi la crescita nell'utilizzo proprio dell'infernale strumento internetiano raggiunge livelli inaspettati, ha una crescita naturalmente che stupisce e sorprende, e proprio per questo la Regione non vuol farsi trovare impreparata e accompagna e asseconda i propri imprenditori verso un percorso di crescita.